Tifosi del Napoli, attenzione perché il capitolo finale della telenovela Victor Osimhen si avvicina sempre più. E le ultime informazioni provenienti direttamente dal quotidiano Il Mattino hanno appena portato una svolta che promette di scuotere definitivamente il mercato calcistico. La domanda che non vuole tacere rimane nell'aria: dove giocherà Osimhen nella prossima stagione? Ebbene, dopo mesi di speculazioni, proposte e trattative dietro le quinte, la risposta sembra restringersi. Prima di raccontarti tutto, fai quella combinazione che rafforza il canale, metti mi piace, iscriviti e attiva il campanellino. Perché qui rimani aggiornato su tutto ciò che accade dietro le quinte della nostra amata Napoli. Secondo l'edizione odierna del Mattino, restano solo due opzioni reali per l'attaccante nigeriano. O accetta la proposta dell'Al Hilal, in Arabia Saudita, o chiude con il Galatasaray, in Turchia. E attenzione, il tanto chiacchierato interesse del Liverpool è caduto nel vuoto. Proprio così, il nuovo allenatore dei Reds, Arne Slot, ha semplicemente rifiutato l'idea di contare su Osimhen nella rosa. Secondo il giornale, Slot ha già risolto la questione dell'attacco del Liverpool con un altro nome, Alexander Isak, del Newcastle. Risultato: lo scambio diretto con Darwin Núñez è completamente fuori discussione. In altre parole, il piano più strategico che prevedeva uno scambio di alto livello tra Napoli e Liverpool semplicemente non esiste più. E ora, cosa resta in gioco? L'Al Hilal, che ha già dimostrato un interesse reale ed è disposto a pagare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, ma che non ha ancora ricevuto il sì definitivo da Osimhen. E dall'altra parte, il Galatasaray, che sogna il giocatore, ma cerca di negoziare per importi inferiori alla clausola, cosa che Aurelio De Laurentiis non accetta in alcun modo. Il presidente del Napoli è irremovibile: o pagano i 75 milioni o non se ne fa nulla. C'è anche un dettaglio importante. De Laurentiis vorrebbe concludere la vendita entro la fine di giugno per questioni di bilancio e di equilibrio fiscale. Ma secondo il Mattino questo difficilmente accadrà, il che potrebbe complicare ulteriormente la situazione finanziaria del club. E nel frattempo il tempo passa, il mercato avanza. E il Napoli continua con il piano di attaccare a pieno ritmo per portare Darwin Núñez. Ma solo se Osimhen verrà venduto. In caso contrario, tutta la pianificazione offensiva della squadra di Antonio Conte potrebbe cambiare radicalmente. In altre parole, il destino del nostro numero 9 è direttamente collegato al futuro della ricostruzione della rosa per la stagione 2024-25. Una mossa sbagliata o un ritardo nella decisione potrebbero bloccare l'intero andamento del mercato. E ora, tifoso azzurro, tocca a te. Secondo te, Osimhen dovrebbe accettare la proposta dell'Al Hilal e aprire la strada all'arrivo di Darwin Núñez? O credi che il Galatasaray possa ancora sorprendere e concludere l'affare? Oppure pensi che la cosa migliore sarebbe che Osimhen restasse e continuasse a essere il grande nome dell'attacco napoletano? Commenta qui sotto, perché la tua opinione è fondamentale in questo finale di calciomercato. E naturalmente, se ti è piaciuto questo aggiornamento, lascia un super grazie, perché questo rafforza molto il canale e ci aiuta a continuare a portare le notizie principali, con analisi complete e contenuti di qualità sul nostro glorioso Napoli. Forza, tifosi azzurri!